Chioggia Sottomarina, infatti vedrete sfilare Miss Chioggia Sottomarina. E poi c'è la giuria che salutiamo, anche se non la vedo, non perché sono ciecata e sono vecchia, ma perché ci sono le luci. Avendo puntualmente i fari puntualmente puntati, voglio dire. Ecco, e quindi poi vedremo le ragazze sfilare in costume da bagno, attenzione. Allora, serata questa che è stata realizzata da HP Eventi con la collaborazione della Confesercenti, con la collaborazione e la presenza importante di Radio VCS. Abbiamo, non lo vedo ma c'è di sicuro, il padrone di Radio VCS. Si sbraccia, qualcosa. Facciamo un applauso per Gino Levantacci che è stata parte importante insieme alla Confesercenti nella realizzazione di questa serata, e poi naturalmente con il patrocinio del Comune di Chioggia, e avremo poi naturalmente con noi il vice sindaco che premierà quella che è appunto Miss Chioggia Sottomarina 2014. C'è chi non può fare neanche questo, quindi tutto sommato. Allora saranno loro due a presentare questa sera la serata, per cui Cinzia Ricceri e Giusy Zenere vi terranno compagnia, che dopo la togli sta fascia, sì. Perché non mi sta bene? Non trovi che mi doni? Non trovi che io abbia le misure della Miss 90, 60 e 90? No? Un po' sballati i numeri, ma va bene lo stesso. Adesso che me l'hai fatto notare probabilmente sì, forse anche sì. Allora, noi cominciamo ufficialmente la serata adesso. Noi siamo pronti? Siamo pronti con, applauso mi raccomando, i Fan Boys! Bello, si balla! Listen. Yeah, this was your city. Did it all in one, broke every law except for one thing. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you near until you feel it again. Oh, wanna do something right, but we can do something better. Ain't no time like tonight, and we ain't tryna save it for later. Stay out here living the life, nobody cares who we are tomorrow morning. You got that little something. Premia titolare di Radio VCS, che conosco molto bene, abbiamo lavorato tante volte insieme, Gino Levantacci, che è anche uno degli organizzatori della serata. Un bel applauso! Non sapevo che conoscessi Gino Levantacci, poi mi racconti. Tanti anni. Poi mi racconti tutto. Guarda che bell'uomo. Ringraziamo anche Anna. Signora, lei fa una cosa nobile, veramente questo progetto, fate un bel applauso ancora, dà la possibilità veramente alle persone disabili di vivere la vita come tutto il resto della popolazione. Insomma, andare in barca è una bella cosa, eh? Lei ci ha perso anche i capelli in barca, si vede? Beh, succede, cominci, Giusy, cominci. C'è l'aria. Grazie, sì, grazie. Grazie, veramente. Grazie a Gino Levantacci che ha premiato. Questa è la prima premiazione, ne avremo altre 5, ma adesso attenzione perché c'è anche una sfilata. Certo, non vedi, ho messo la fascia apposta, no? Ah sì? Questa sera c'è Miss Chioggia Sottomarina. No, ma non è quella che non sfila è quella? più tardi. Ah, ma adesso comunque, adesso c'è una sfilata bellissima. Di Furpen. Dedicato alle eccellenze chioggiotte. There's no place I'd rather be. Goditi solo il meglio.
gentilissimi signore e signori, vi presento il quintetto di partenza della squadra dei Looney Tunes. You better grab on to something because I'm about to shake it up again and make a backflip. I had them thinking they dancing with the devil when they play the music, turn the volume to the highest level. L'hai viste? Sì, ho visto che era bella. Sai fare anche tu? Venite ragazze, venite, venite. Spacco. Teneteci compagnia, vi mettete qui dietro, e così fanno coreografia. Sì, così spieghiamo bene Sì. che cos'è la cittadella della danza. Sì, ci sono anche oggi in Sottomarina certamente tantissime realtà legate alla danza nelle sue varie forme, hip hop, danza moderna, danza classica, latinoamericano. Questa sera noi vogliamo porre la vostra attenzione e premiare una realtà che esiste da veramente poco, appunto la cittadella della danza che si è appena esibita. Ecco, è una realtà che nasce dalle passioni per la danza, di tutte le sue espressioni, si praticano hip hop, che è quella lì moderna che abbiamo appena visto. Che sai fare anche tu. I suoi stili attraverso una formazione tecnica e artistica seguita da insegnanti la cui professionalità è considerata tra le più importanti del panorama nazionale e internazionale. La cosa che colpisce quando si entra in contatto con lo staff della cittadella della danza sono i valori che vengono trasmessi a chi frequenta questa scuola di danza, ovvero amore, passione e armonia. Un po' come mio marito, insomma, trasmette le stesse cose, amore, passione. Sei fortunata. Soprattutto armonia, molta armonia. Sì. E allora chiamerei sul palco per ritirare la carta. La carta? La targa, sai, la carta per dire sei bravo. Sei già andata. Sono già andata? No, ti ho detto ci vedo poco, mi hanno anche prestato la gli targa, c'è scritto, la targa. La targa per andare all'estero. Sì. La signora Rina Salvagno e la signora Sabrina Sambo. Oh, eccole qui, arrivano e ricordiamo che a premiare la cittadella della danza c'è Tiziano Scandagliato di Confesercenti, che è tra gli organizzatori dell'evento. Anche noi ci conosciamo da tant'anni, sai? Ma tu conosci tutti? Io infatti li conosco tutti i box, Tutti? lo sai? Prego, prego, ecco la nostra bella Anna con la targa. Facciamo un applauso anche ad Anna. Hai visto che bello? Quindi iscrivete i vostri figli a danza perché migliora e apre anche il cervello al movimento fisico. È vero? Assolutamente sì. Ecco, vedi? Assolutamente sì. Adesso vi tempestiamo di domande, ma vorremmo Stronger.
joint hit, you just can't sit. Gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glance to the kid. Wish he could stand to the chick. Hit with this hand, get a cigar like me when you bar. Just bite it. She wanna look, I don't like it. No way you hand me on the handshake replay. Give it up, you make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha ha ha, McWillie style's all in it. Get jiggy with it. Get jiggy with it. Get jiggy with it. Get jiggy with it. Miami, South Beach, right here. In Miami, the place where I come let go. In Miami, the place and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill, nothing less than ill. When we dress to kill, every time the ladies pass, they be like, dig it out. Love this town. Allora, dicevo, Manola De Gobbi è una bravissima apprezzata pittrice, è nata a Chioggia, ma dal 79 vive e opera a Verona, quindi se n'è andata. E per dire che cosa ha fatto in questi ultimi anni ci vorrebbe veramente un sacco di tempo. Manola è pittrice con tutta la sua anima, il corpo, la mente, è nata pittrice e questo è stato il sogno fin da bambina. Ha al suo attivo innumerevoli mostre personali e collettive che hanno riscosso sempre tantissimo successo. Dal 75 alterna l'attività di pittrice a quella di incisore, non sulla pelle, vero? Ok. Quello è tatuatore. No, vabbè. Xilografia, lineo. Fatti aiutare che c'è qui Manola. Cioè, incide anche su linoleo, si rende conto? Litografia dall'81, il suo interesse spazia anche nella cultura, in particolare del basso rilievo. Ha dipinto anche mio marito, basso rilievo, era molto basso. Va bene, ok. Ma in particolare con terracotta e bronzo. Cioè materiali anche duri da lavorare, dico io, per una donna. Visto, abbiamo la forza, la signora non vuole essere molto intervistata, mi ha detto che mi uccide se le faccio ancora una domanda. E allora taci. Infatti vedi, si è fatto accompagnare dal marito. Sì. Maurizio Fantoni, un bel applauso, anche lui. Anche lui è con una carriera, sì, di incisore. Chi si somiglia si piglia, come si dice. Poi dagli anni 80-90 si è specializzato anche nella ritrattistica e quindi ha fatto tanti ritratti anche a personaggi famosi. Wow. Ma ti giuro, a Desmond Tutu, premio Nobel per la pace dell'84, non lo conoscevo, mi ha fatto conoscere anche lei una cosa nuova. Negli anni 80-90 si è specializzata anche, ha avuto, critiche, buone o brutte, sempre belle. Sempre belle, infatti c'è scritto, vedi? Ha fatto, ti giuro, opere straniere, anche alla RAI, vedi una mia concorrente, io sono stata alla ultima Canale 5, lei alla RAI, concorrente ma anche un'artista apprezzata in televisione e qui ci vuole un bel applauso, sì. Non vi sentiamo. Dare anche il marito la capacità di Manola De Gobbi, e so che stiamo guardando le tue opere finché noi parliamo di te, ci sono le tue opere dietro noi che scorrono. Proprio pochi mesi fa, alla fine del 2013, ha ricevuto una menzione speciale con l'opera Nel vento al premio internazionale Vicini a Papa Francesco. Benissimo, un applauso ancora a Manola De Gobbi e andiamo con la premiazione allora. Entri il premio! Eccolo! Entri la targa, con questa Arriva. targa, se no ci può anche inciderla. Ma no! Può anche rinciderla se non le piace. Ci aggiunge qualcosa, Perché dici? no? Se lei fa l'incitrice, perché non può rifarsela? Bella così. Va bene, come Con il vuoi. sole di Chioggia, Devo quando dirle Chioggia sempre non c'è. sì, ho capito io. Va bene, Giusy, va bene. Foto di rito. Foto di rito,
Le auguriamo una carriera piena di successi e soprattutto di mettere il cuore, il corpo e l'anima, come ha fatto finora, in tutte le sue opere future. Ancora un applauso Manola Di Gobbi! a Manola Di Gobbi! Grazie ancora e adesso attenzione perché Giusy Goditi solo il meglio. La notte delle stelle. In passerella, la moda di Mito Summer Collection. Mito Summer Collection. Mito Summer Collection. On peut marcher pieds nus à s'attraper, pas besoin de costume à s'attraper. Un vieux blue jean suffit pour s'habiller, c'est la tenue rêvée à s'attraper. Do you s'attraper? Do you s'attraper? Do you s'attraper? Do you s'attraper? Et quand revient l'été à s'attraper, tous les garçons sont beaux à s'attraper. Toutes les filles sont belles à côté. Au rendez-vous d'amour à s'attraper. On court dans le vent, on sourit au soleil, on brûle ses 20 ans. On s'amuse, on rit, on danse, on fait les coups, on chante, on vit sa vie. Do you s'attraper? Do you s'attraper? Do you s'attraper? L'amour c'est comme la mer à s'attraper, ça change tous les jours à s'attraper. Pour un soldat perdu qui se retrouvait, on ne meurt pas d'amour à s'attraper. Do you s'attraper? Do you s'attraper? Do you s'attraper? Do you s'attraper? La notte delle stelle. In passerella, Mito Summer Collection. 1, 2, 3, 4. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Mon Dieu que c'est doux. Me dites-moi, savez-vous ce que veut dire entre nous? Ce que veut dire zoubizou? Ça veut dire je vous l'avoue. Mais oui, je n'aime que vous. Zoubizou, zou, zoubizou, zoubizou. Mon Dieu que c'est doux.
Mon Dieu que c'est doux. Zoubi, zoubi, zou, zoubi, zou, zoubi, zou, des petits bisous. Zoubi, zoubi, zou. La notte delle stelle, Mito Summer Collection. Quando loro tornano su, La notte delle stelle. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. Un applauso anche Gino Levantaggi di Radio BCS per la premiazione. Hai visto come ci si vede bene, vuoi gli occhiali miei? Vuole gli occhiali da sole? Vuoi gli occhiali miei? Per vedersi meglio, venga, venga. Ecco Gino Levantaggi, prego, e la nostra Anna con la targa, prego, accomodatevi tutti. Nel frattempo parliamo un pochino di Chioggia Azzurra, questo blog che da svariati anni esiste su internet. Chioggia Azzurra tutti i giorni assicura con puntualità, serietà e tempestività l'informazione della città di Chioggia attraverso notizie, approfondimenti, interviste, dimostrando di essere, come si suol dire, sempre sul pezzo. Quindi Andrea Comparato è sempre sul pezzo, fammi andare a sentire. Ma come fa lei a essere sempre sul pezzo? Fortuna. Ma che fortuna, che modesto! Alle soffiate, alle soffiate. Succede che fatalità, qualcuno dice che porta sfortuna e quindi qualche volta succede che ci azzecca. abbiamo bene. Adesso l'informazione viaggia più via internet che via cartacea, giusto? Quindi www, pensa, a me la prima volta che ha detto www navighiamo in internet, pensavo di aver trovato l'uomo con la barca. Sincera, no, sincera. Invece adesso sappiamo tutto in anteprima. Sì, e devo dire che il blog di Andrea Comparato è veramente tanto visitato ogni giorno. Io volevo fare i miei complimenti personali, perché se volete veramente essere informati dovete andare a visitare Anche sul il suo gossip, blog. No, veramente. Sul gossip ci stiamo attrezzando. Allora ti do io le dritte, chiamami. Chiamami www. Ma la finisci di importunare i nostri... Devo trovare
fidanzata a fine Ospiti, serata. ma non hai detto che sei sposata? Chi? Ho il marito immaginario. Ah, il marito immaginario, interessante. È più comodo, signora, se lo sapeva se lo prendeva così anche lei. E invece c'è lì, non è immaginario quello. Sono sicura. Quindi, Grazie. comparato, non ti compariamo a nessun altro, con il tuo blog non c'è nessuno. Bel applauso! Grazie ad Andrea Comparati e a Gino Levantacci di Radio BCS che ha premiato. Oh, attenzione perché adesso si parla